Benvenuti, oggi è venerdì 25 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 19:41. La luna sorge alle 4:10 e cala alle 19:06. Oggi si celebra San Luigi IX. Il nome Luigi ha origine tedesca e significa glorioso combattente. Il suo numero fortunato è il 4, il colore il rosso, la pietra il rubino e il metallo l'oro. Con questo caldo si mangerebbero solo gelati e granite, quindi sono sicura che il mio consiglio arriva al momento giusto. Per rimuovere le macchie di cioccolato dai vestiti ci sono due strade possibili: o versate un po' di bicarbonato detersivo per piatti e dopo qualche minuto un po' di aceto, poi risciacquate e procedete con un normale ciclo in lavatrice, oppure ricorrete a un lavaggio in acqua e sale per ripeterne uno con un detersivo per piatti. Sono 53 le candeline per l'attrice e modella tedesca Claudia Schiffer. La sua carriera raggiunge l'apice negli anni 90, sia per la bellezza che per la somiglianza straordinaria con Brigitte Bardot. Tra le modelle più famose e ricche del mondo, nel 2010 annuncia il ritiro dalle passerelle, restando nell'ambiente come creatrice di una linea di capi in cashmere venduta in tutto il mondo. Festeggia a 41 anni l'ex ministra siciliana Lucia Azzolina. Iscritta al Movimento 5 Stelle, ha guidato il Dicastero all'istruzione dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti nel governo Conte bis, dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021, in piena pandemia. Infine oggi compie 55 anni l'attore ed ex modello israeliano Raz Tegan. Diventa popolare in Italia come protagonista di diversi spot televisivi, poi intraprende la carriera di attore, recitando in produzioni italiane e statunitensi, una su tutte il film Prêt-à-porter di Altman. Nel 2017 vince con l'89% di preferenza al televoto il reality show L'Isola dei Famosi. Dal 2002 al 2015, anche se con diversi periodi di crisi, ha avuto una discussa relazione con la showgirl Paola Barale. Al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. È il 25 agosto del 1609. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo aveva perfezionato notevolmente, cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione, in realtà, sta nel suo primo utilizzo astronomico, che consente a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, fino alle macchie solari. Un piatto insolito da portare in spiaggia, visto che non bastano nemmeno 3 ore per digerirlo: la cofana di parmigiana di melanzane. Ma perché si chiama così? Alcuni fanno derivare il nome dal parmigiano reggiano usato per la preparazione del piatto, altri invece ritengono che derivi dal siciliano parmiciana, ossia persiana, in quanto la disposizione delle melanzane fritte ricorderebbe la forma delle aste di legno che compongono le persiane. Preparatevi per un viaggio astrale con Marco Amato e le sue previsioni dell'oroscopo. Buongiorno ai 12. Oggi una baldanzosa luna sagittariana cambia un po' le sorti dello zodiaco, rendendo i segni di fuoco particolarmente più vivaci e svegliando un po' la retrogradazione di Venere. Vediamo come. Ariete, Luna e Venere dalla vostra parte, seppure retrogrado e ancora con qualche problema in amore, tutto comunque si rende incredibilmente più dinamico, vivo e in senso. E voi? Siete contentissimi, finalmente. Toro, giornata interessantissima con una luna in Sagittario un po' fuori gioco e con un sole in Vergine che vi ridanno finalmente un po' di respiro, e ci voleva, anche perché oggi considererete che forse la cosa più importante l'avete in mezzo a tutto il bailam di cose a cui ottemperare, ovvero l'amore. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna in opposizione e il sole entra in quadratura. Voi come i pesci non siete sicuramente i favoriti dello zodiaco per adesso, ma la luna d'opposizione, se ben sfruttata, porta sempre la visione di noi stessi proiettata in maniera oggettiva. Oggi non vi potrete mentire.
Cancro, giornata oggi interessante per la vigoria del Sole molto amico che crea tutta una serie di relazioni e condizioni che sbloccano una stasi su cui avete molto elucubrato, quindi oggi invece di parlare un po' sfinire chi vi ama e vi sta intorno, agite e vincerete. Leone, la Luna oggi tocca con un abbraccio la Venere retrograda facendola aprire un po'. I vostri sentimenti sono stati colpiti ed è inutile negarlo, e qualcosa frulla nella vostra mente. Cercate di armonizzare bene tra presente e qualcosa di futuribile, ciò che è più consono nutrire ed alimentare. Vergine, il sole sta riscaldando i vostri gradi, finalmente un po' di respiro, se non fosse per quella luna un po' antipatica che oggi proprio, seppure volete stare bene, vi impedirà con qualche impegno di troppo, qualche presa di posizione un po' antipatica da parte di qualcuno, di essere totalmente armonici. Bilancia, luna amica in Sagittario che vi svecchia un po' e poi si avvicina Marte focoso che vuole riaccendere le passioni. Bene, sono giorni di preparazione, vediamo se riuscite questo weekend a compiere l'esploit tanto desiderato in amore. Scorpione, luna oggi molto amica che rivaluta una serie di oggettività nelle finanze, nel lavoro e le prospettive. Il sole tra l'altro sta iniziando un periodo di ristrutturazione, di restauro dei vostri gradi così talmente feriti da tutta una serie di logoride transiti planetari che non vi sono stati favorevoli, ma finalmente il sole è dalla vostra e quindi oggi un po' di spensieratezza in più. Sagittario, la luna oggi è un po' più calma e meno complessa e comunque il trigono con Venere riaccende voglia di passioni e soprattutto di riallacciare affetti. Siate buoni, è la vostra migliore qualità. Capricorno, la condizione planetaria di oggi vi fa un po' emotivi, ma ci penserà il Sole in Vergine a rendervi di nuovo solidi e soprattutto a programmare. Anche se un weekend d'agosto qualunque, sicuramente troverete la vostra avventura, magari in uno sperduto mare. Acquario, la giornata di oggi con la simpatia di una luna in Sagittario vi rende i beniamini dei vostri amici e il tecnicismo Vergine già vi fa progettare 1000 e nuove avventure. Probabilmente con un amico vi dedicherete a un progetto tra fantasia e realtà e un po' di praticità e perché no, anche con una sorpresa in amore in serata. Pesci, seppure la luna è in quadratura, l'opposizione di Sole al vostro Saturno rende oggettivo valutare bene la condizione economica e lavorativa. Probabilmente alcuni di voi si getteranno alle spalle un passato che ha a che fare con una certa subordinazione. È proprio un periodo di rivoluzione per voi pesci che siete motivati e protesi a guadagnarvi un qualcosa di oggettivo che vi faccia stare al sicuro sia in amore che al lavoro. Hai una passione per i video e i documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, è il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Con la cerimonia di apertura, il 25 agosto del 1960, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana, non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi parteciparono 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale, con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Avete mai sentito il detto "a fish out of the water"? In italiano corrisponde a sentirsi un pesce fuor d'acqua. Si usa quando ci si sente fuori posto o a disagio in una situazione o un ambiente che non ci è familiare. Però sapete cosa? Succede a tutti di sentirsi così qualche volta nella vita. Ciò che conta è adattarsi anche in nuovi contesti. Volete restare sempre aggiornati sui programmi più interessanti? Beh, allora iscrivetevi al canale YouTube di Sicilia Play e godetevi i nostri contenuti, comprese le puntate dell'Almanacco. Il re di Baviera Lodovico II muore in circostanze misteriose nel lago di Starnberg insieme al suo psichiatra, annegato nel tentativo di salvarlo.
Ludovico ha molti nemici, tra cui ministri e politici che lo criticarono per la sua incapacità di governare. Dopo una lunga reggenza, una commissione medica guidata dallo zio lo dichiara pazzo senza nemmeno visitarlo e lo destituisce, relegandolo in un castello al sud di Monaco. Il giovane re, salito al trono a soli 18 anni, vive con la paura delle malattie mentali che hanno colpito la sua famiglia e tormentato dai sensi di colpa per le sue relazioni omosessuali. Ma ciò che gli vale il nome di Re Pazzo sono le sue spese esorbitanti per la costruzione dei castelli, tra cui il più famoso situato a 965 metri di altitudine. Ci salutiamo con la frase del giorno: ed è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere. Con questo non mi resta che augurarvi una buona giornata. A domani dalla vostra Naomi.